Don Federico De Bianchi, ex parroco di Santa Giustina e Val Lapisina, era finito a giudizio con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di alcuni ragazzi affetti da patologie psichiatriche. Era stato condannato a 3 anni di reclusione in primo grado per i fatti relativi solo ad una delle querele, assolto invece per non aver commesso il fatto verso un'altra presunta vittima e prescritto in relazione ad altre 2 denunce. Ed ora anche per l'ultimo caso è terminato definitivamente il procedimento giudiziario con una soluzione per avvenuta prescrizione del reato. A stabilirlo la Corte d'Appello di Venezia, accogliendo il ricorso degli avvocati difensori Stefano Trubian e Massimiliano Panitz. Secondo le indagini della Procura di Treviso, tra il 2009 e il 2010 De Bianchi avrebbe molestato, palpeggiandoli, 4 ragazzi al tempo dei fatti tra i 18 e i 26 anni, ospiti di una comunità conegliano e del reparto di psichiatria dell'ospedale di Vittorio Veneto, dove il sacerdote svolgeva il suo ministero. I ragazzi erano stati sentiti in procura, uno di loro aveva raccontato in maniera dettagliata quello che era accaduto con il parroco. Diversa la versione dei suoi legali. La condanna di Don Federico, secondo loro, era avvenuta sulla base di un fraintendimento su un singolo episodio e gli avvocati erano pronti a metterlo in evidenza nel processo d'appello. Ma questo non servirà più perché Don De Bianchi ora può tirare un respiro di sollievo. L'intera vicenda è conclusa con la prescrizione. Il sacerdote è tornato ad operare per la curia di Vittorio Veneto.